Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione qui in diretta a Telechiara. Come sempre a quest'ora abbiamo un ospite in studio che vi vogliamo presentare, in questo caso è un giovanissimo musicista, Giacomo Schiavo, che ha appena 20 anni ma è già un direttore d'orchestra, in qualche modo lo sarà per un'occasione speciale. Benvenuto Giacomo. Buongiorno. Allora, raccontiamo di un evento insomma da segnalare ai nostri telespettatori. Di cosa si tratta? Si tratta di un concerto che eseguiremo nella chiesa di Campodoro il 20 marzo, in cui eseguiremo delle musiche di Giovanni Battista Pergolesi, lo Stabat Mater, e altre 2 arie per soprano e per contralto. Ringrazio il Comune di Campodoro ed in particolare l'assessore alla cultura Roberta Artuso che mi ha dato la possibilità di porre in essere questo progetto. Benissimo, di cui parleremo allora tra pochi minuti, d'accordo? Grazie. Intanto continuiamo come sempre anche con la cronaca e apriamo con le ultime notizie sul maltempo, perché vento e neve quasi in forma di burrasca stanno colpendo tutto il Veneto dalle prime ore del mattino, dopo una notte nella quale la Bora in pianura ha soffiato con raffiche fino ad 80 km/h. Il manto bianco non ha per ora raggiunto accumuli consistenti, ma continua a nevicare su tutta la regione con temperature di poco inferiori allo zero. Solo nella zona pedemontana la neve è mista a pioggia. Venezia, caso raro ma non eccezionale, ha vissuto stamane l'accoppiata neve-acqua alta. La marea ha toccato verso le 7:30 una punta massima di 90 centimetri sopra medio mare, misura più bassa di 15 centimetri rispetto alla previsione iniziale. Su strade e autostrade sono in funzione i mezzi spargisale, mentre sulle arterie al di sopra degli 800 metri d'altitudine sono necessarie per le auto le catene e le gomme da neve. E purtroppo una vittima del maltempo si è registrata oggi proprio a Venezia. È stato infatti il forte vento probabilmente a causare la morte di un anziano al Lido, sospinto da una raffica, è finito nelle acque davanti al tempietto votivo in Riviera San Nicolò ed è deceduto. È stato un passante a segnalare al 113 un corpo senza vita nel canale. Sul posto sono giunti la polizia, il SUEM e i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero della salma. Si tratta di un veneziano di 71 anni che aveva l'abitudine di fare passeggiate sul lungomare. Il personale della Questura di Venezia sta tuttora cercando di ricostruire la dinamica di questa disgrazia, ma è probabile che a causa del maltempo e del vento forte l'uomo abbia perso l'equilibrio e sia caduto nelle fredde acque della laguna. E ora voltiamo pagina, la cronaca è il più scaltro degli spacciatori padovani. Un tunisino incensurato soprannominato il Vecchio è stato arrestato insieme ad un connazionale dagli agenti della squadra mobile di Padova che hanno passato la notte all'addiaccio tra vento e neve per riuscire a catturarlo. L'uomo, secondo l'accusa, gestiva lo spaccio di droghe nella zona universitaria del Portello, spostandosi con estrema accortezza in bicicletta, facendo sempre in modo di non essere seguito. Ieri pomeriggio il personale della mobile ha cominciato un appostamento che poi ha dato i suoi frutti. Gli agenti hanno bloccato addosso al Vecchio appunto una chiave che apriva una cantina dove è stato rinvenuto mezzo chilo di eroina già suddivisa in sacchettini pronti allo spaccio. Invece i carabinieri di Cordignano hanno arrestato sempre stamane a Ponte della Muda, siamo nel Trevigiano, un uomo trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish. L'indagato Alessandro Lavorini, 34 anni, di Sequals, vicino a Pordenone, è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un'auto. È apparso piuttosto agitato ai militari che, insospettiti, hanno deciso di fare una perquisizione che ha dato esito positivo. A quel punto l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Si era specializzata nelle rapine ai Pony Pizza, i ragazzi che consegnano le pizze a domicilio, alla coppia di giovani veronesi sottoposta oggi dagli agenti della Questura a fermo di polizia giudiziaria. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza di 22 anni, noti come tossicodipendenti, che adesso dovranno rispondere di rapina aggravata. Infatti sono accusati in concorso di essere gli autori di almeno 3 colpi messi a segno a Verona dal 27 dicembre scorso ad oggi. La tecnica era sempre la stessa. La ragazza ordinava al telefono delle pizze e quando il pony arrivava all'indirizzo indicato trovava l'uomo ad aspettarli. Questi picchiava il corriere, gli strappava il denaro e si impossessava anche del motorino.
Parliamo di lavoro. La CGIL, la CISL e la UIL della provincia di Udine hanno invitato oggi tutti i lavoratori a partecipare alla manifestazione in programma a Udine il 19 marzo in concomitanza con le 8 ore di sciopero indette in provincia per rilanciare il lavoro e l'economia produttiva. Secondo i sindacati la più pesante recessione degli ultimi decenni, preceduta da liberismi senza freni e mercati senza vincoli, continua a produrre danni vistosi gravando su individui e famiglie. Sono loro i protagonisti del progetto sperimentale Il Vangelo su QR Code, gli studenti del Liceo della Comunicazione di Padova, Maria Ausiliatrice. Si tratta cioè di trasmettere via cellulare attraverso dei codici particolari le frasi della liturgia fino al giorno di Pasqua. Siamo andati da loro e ci hanno spiegato come funziona tutto quanto. Luisa Bertini. Le sacre scritture si adattano alle nuove tecnologie e al linguaggio giovanile. Tradurre il Vangelo attraverso i QR Code è il progetto sperimentale ideato dal Liceo della Comunicazione Maria Ausiliatrice per proporre un accompagnamento quotidiano nel cammino di Quaresima ai figli dell'era digitale. Ma ecco di che cosa si tratta. Chi possiede un cellulare dotato di fotocamera in cui è stato installato il programma di lettura dei QR Code, che sono i quadratini che vi mostriamo, potrà di giorno in giorno fino a Pasqua immortalare un QR Code che troverà sul portale www.diwaeb.it contenente una frase tratta dalla liturgia del giorno. Il tentativo di passare alcuni brani del Vangelo attraverso un codice a barre. L'idea è quella di ampliare il progetto, per il momento sperimentale, e spedire, inoltrare ed esporlo ai centri parrocchiali. Una provocazione, dice Don Marco Sanavio, direttore del sito, per dire che Sacra Scrittura ed elettronica possono viaggiare insieme anche in formato non alfabetico. È proprio un esperimento perché non sappiamo come funzionerà, se funzionerà. Noi confidiamo che questa tecnologia, che tra l'altro ci consente di tradurre il Vangelo in codice binario, quindi un codice riconosciuto universalmente, possa diventare un'ulteriore provocazione perché i nativi digitali si possano appassionare alla parola, almeno per questa preparazione alla Pasqua. Un modo e uno strumento per entrare nel campo del simbolico, dove curiosità, mistero e tecnologia possono aiutare i ragazzi nell'approccio quotidiano con i linguaggi della fede. Questo progetto noi ci siamo messi dentro per mettere proprio il Vangelo dentro e tentare di farlo comunicare. Io per esempio sono un seminarista e tenterò di portare in seminario questo codice QR Code e fare appunto propaganda del Vangelo tramite questo codice. Quale sarà il tuo di compito? Beh, la nostra idea è innanzitutto sfruttare il periodo della Quaresima per avvicinare i giovani alle Sacre Scritture attraverso appunto QR Code, e infatti ogni giorno verranno scritte attraverso il QR Code delle frasi prese dal Vangelo, in modo che i giovani possano appunto decodificarle con i propri cellulari. E restiamo in compagnia di giovani, in particolare di un giovane musicista, come vi dicevo, che è nostro ospite oggi. Si chiama Giacomo Schiavo, ha 20 anni, frequenta il Conservatorio Pollini di Padova, ma insomma è già avanti nella sua carriera di musicista, perché dirigerà l'orchestra in occasione di un concerto molto importante che si terrà sabato 20 marzo alle ore 21 alla chiesa di Campodoro, concerto Stabat Mater. Ce ne vuoi parlare allora, Giacomo? Il concerto è stato idealizzato per ricordare il 3° centenario della nascita di Pergolesi, compositore nato a Iesi appunto nel 1710, che agisce soprattutto nella zona partenopea e romana, di cui appunto eseguiremo l'opera forse più famosa, più conosciuta, lo Stabat Mater. Stabat Mater che verrà preceduto da 2 arie, una per soprano tratta dal mottetto di Vivaldi, Nulla in mondo pax sincera. Vivaldi, compositore coevo a Pergolesi, ma della nostra zona veneziana, e da un'altra aria per contralto invece, Erbarme dich, tratta dalla Matthäus Passion di Johann Sebastian Bach, compositore che non necessita di molte spiegazioni, forse il più grande della storia della musica, la cui musica però deve moltissimo alla nostra musica italiana del barocco.
Bene, e lo sentiamo in sottofondo, insomma, un assaggio di quello che sentiremo sabato. L'ensemble è l'ensemble Rosso Porpora ed è una nuova formazione, giusto Giacomo? Ci dicevi che è stata un po' creata per l'occasione anche. Sì, la formazione è nata ad hoc e ha come particolarità, caratteristica quella di unire musicisti assolutamente affermati che hanno alle loro spalle un bagaglio culturale e un'esperienza nel campo della prassi e del gusto barocco incredibile, come le nostre due soliste, Bianca Simone contralto e Elisabetta Tiso soprano, due grandissime cantanti padovane specializzate nella musica barocca e rinascimentale. E musicisti giovani come me, appunto, che hanno questa grandissima passione e amore per la musica barocca e che hanno il desiderio e l'entusiasmo di portare ad un pubblico del XXI secolo questa musica che cronologicamente ci distanzia abbastanza, ma che emotivamente può darci moltissimo. Ecco, proprio poco fa mi raccontavi come tu con i tuoi 20 anni non sopporti il rock, non sopporti la musica leggera, però no. Insomma non sopporti, l'ascolti, però non ti emoziona. Invece questa musica è capace di trasmetterti davvero grandi emozioni. Perché? Sì, assolutamente, perché secondo me è in grado di coniugare da un lato l'ironia, la cerebralità, l'arguzia e allo stesso tempo una densa passionalità, una drammaticità che però non scade mai nel patetismo, nel palese, in una melodrammaticità scadente. Quindi è una musica, insomma, che deve farsi apprezzare, conoscere un po' alla volta. Allo stesso tempo però è veramente godibile da qualsiasi tipo di palato musicale, perché è quasi naif, molto ironica. Bene, allora lo consigliamo a tutti questo appuntamento. Certo, assolutamente. Giacomo, un'ultima domanda a te che hai 20 anni, appunto, frequenti il conservatorio e studi composizione. Sì. Che cosa c'è nel futuro di un giovane musicista qui in Italia, per esempio? Che cosa ti piacerebbe? Qual è il tuo sogno? È un discorso molto difficile da affrontare e anche molto lungo. Spero di poter continuare ad eseguire questo tipo di musica, questo tipo di repertorio, sia in veste di direttore che anche in veste di cantante. E spero che ci siano altre occasioni per poter affrontare questa musica, questi tipi di concerti. Quindi ce lo auguriamo naturalmente, certo, anche perché sarà un piacere sentirti. Speriamo. È un piacere, insomma, riaverti qui come ospite in studio con noi, in occasione magari di altri concerti che speriamo di avere in programma presto. Spero anch'io vivamente. Grazie mille allora Giacomo Schiavo, che è stato nostro ospite oggi in studio. Grazie naturalmente come sempre a tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con il telegiornale è alle 16:30. Buon proseguimento.